Presidente Pozza, che significato ha questa visita come quelle che sono state fatte stamattina e in che contesto si inserisce? Il contesto della visita è nel foro Primes, quindi è questo un grosso convegno, questo grosso foro con i paesi dell'America Latina. Abbiamo fatto delle visite aziendali, oggi siamo in San Benedetto, questa mattina siamo stati da Fraccaro, siamo stati da Caffè del Sud e dai Bibanesi, quindi da Darè. Lo scopo è quello di far conoscere la nostra realtà industriali, artigianali, la qualità del Made in Italy, l'eccellenza dei macchinari che ci sono all'interno di queste nostre aziende, per far sì che ci siano opportunità di scambio tra questi paesi e il nostro territorio. Le missioni all'estero e quelle qui in Veneto, la formazione, la rete con Venice Promex e Assocamere Estero, sono queste le strategie che ha deciso di mettere in campo per l'internazionalizzazione, giusto? Queste missioni hanno lo scopo di promuovere il Made in Italy, la specificità del nostro territorio, delle piccole e delle medie imprese. Queste visite servono a far sì che i buyers capiscano effettivamente che qui abbiamo un'eccellenza. Concludiamo la visita odierna con la San Benedetto che riguarda il comparto dell'agroalimentare. Ci sono altre visite in campo, Selle Montegrappa, del settore delle biciclette, e poi c'è il settore del biotech. Non faccio qui la lunga lista perché ce ne sarebbe, non riuscirei a ricordarle tutte. E lo scopo è proprio quello di avvicinare appunto questi buyer con i nostri imprenditori. Stanno andando molto bene perché vedono effettivamente la capacità di produzione che solo noi italiani sappiamo fare, quel Made in Italy che tutti ci copiano, e questo credo sia la strada giusta, assieme alle istituzioni che accompagnano ovviamente le imprese all'estero, che sono ICE in questo caso, SACE e Sinest. Spiegheremo effettivamente come ci si muove all'estero, con quali strumenti, in modo tale da essere preparati ad affrontare questi mercati. Quindi credo che gli imprenditori nella Camera di Commercio possono trovare un partner per promuovere la loro imprenditorialità fuori dal loro paese o per esportare i prodotti che loro producono. Oltre al manifatturiero, abbiamo anche promosso ovviamente qual è l'eccellenza del nostro territorio, le bellezze, quindi anche dal punto di vista turistico, con le missioni all'estero che abbiamo fatto proprio pochi giorni fa, da Singapore a New York, e oggi con Foro Primes, per mettere in campo quali sono le bellezze delle ville palladiane, delle nostre colline o delle Dolomiti, e quindi un'accoglienza di un territorio che sa spendersi bene perché fa vivere l'esperienzialità dei nostri costumi, del nostro buon vivere. Il tutto ovviamente viene fatto in regia con le due DMO di Belluno e di Treviso, in modo tale da promuovere il sistema Belluno-Treviso con un'unica direttrice che è sotto, direi, la regia della Camera di Commercio. È stata di recente anche la Tiramisù World Cup, sì, che è un altro veicolo importante sul comparto enogastronomico. Sì, esatto, pochi giorni fa in Piazza Borsa e nel Salone della Camera di Commercio c'è stata la conclusione della World Cup Tiramisù. Ormai il tiramisù, come il prosecco, è un fenomeno a livello mondiale, e quindi direi che a Treviso non ci manca niente, e credo che noi possiamo sicuramente essere orgogliosi di questa nostra provincia e dei nostri imprenditori.